Fuori nevica ancora, Piazza San Marco è tutta imbiancata. Il clima è ideale per le feste di Natale, ma non per tutti. Non per gli operai della Vainis di Marghera, che da giorni sono accampati a 150 metri d'altezza, dentro una tenda, sulla fiaccola spenta del loro stabilimento. Sono lì per chiedere una speranza per il futuro, per riaffermare quello che dovrebbe essere un diritto, il lavoro. Una di loro, Nicoletta, è scesa dalla fiaccola per partecipare all'incontro promosso dalla CISL tra una delegazione di lavoratori del Veneziano e il patriarca. Il cardinale Scola, preoccupato, l'ha pregata di convincere i compagni a scendere, ma lei dice di no. No, non ce la sentiamo assolutamente finché non avremo delle certezze, non solo delle parole, come abbiamo avuto da qui a un anno a sta parte, ma quando ci saranno delle certezze per il nostro futuro. Cosa volevate con questa visita del patriarca? Qual era lo scopo? No, lo scopo era quello comunque di far conoscere al nostro pastore della Chiesa veneziana le realtà che stiamo vivendo. Il patriarca è venuto, se non sbaglio, un paio d'anni fa a trovarci al Petrolchimico e siamo venuti per chiedergli se vuole di nuovo rincontrarci. Tu tornerai su? Sì, domani. Com'è? Freddo, 150 metri di altitudine, sotto è il vuoto. Siamo in una piccola tenda con dei sacchi a pelo per la notte e anche per il giorno, perché anche durante il giorno, specialmente oggi, è stata una giornata pesante. Cosa ti dicono a casa? A casa il primo periodo, i primi giorni, l'ho detto dopo qualche giorno, ecco, non subito. Poi a casa ci dicono di resistere perché stiamo lottando per il nostro posto di lavoro. Non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo di lavorare. Tra i lavoratori c'è anche Morena, della Andelini di Milano, polo produttivo, fallito l'altro ieri. Adesso è che mercoledì sera abbiamo avuto la dichiarazione del fallimento, dell'avvenuto fallimento, con la nomina di un curatore fallimentare e quindi adesso cominciamo un iter nuovo, vediamo cosa porterà. C'è la possibilità di un uomo di imprenditore che c'era prima, che non riusciva a trovare dialogo con la precedente maestranza. Vediamo se riusciamo ora, dopo questo episodio, seppur triste, che può essere, però per noi potrebbe essere forse, diciamo sempre forse, l'inizio di un qualcosa di nuovo. Senti, nel frattempo voi avete avuto, non avete avuto stipendi? Cioè Noi è dal trovati in 1° di difficoltà? marzo che non percepiamo alcun euro. Adesso abbiamo avuto la firma da parte del Ministero dell'approvazione della cassa integrazione straordinaria. Speriamo entro quanto prima che almeno la parte da metà luglio ad oggi arrivi qualcosa, altrimenti continuiamo. Il patriarca ha ringraziato i lavoratori per questo incontro, che dice aiuta lui e i suoi collaboratori a stare dentro alla realtà. Dal punto di vista generale sono due gli elementi che a me sembrano emergere, cioè dobbiamo accettare la provocazione che viene da questa crisi per cambiare uno stile di vita, dobbiamo tutti quanti, quindi, ma lo stile di vita non mi riferisco solo al modo di consumare, a cosa consumare, ma mi riferisco anzitutto al fatto che noi ci interroghiamo su quale uomo vogliamo essere nel postmoderno, che tipo di uomo vuole essere l'uomo del terzo millennio, vuole essere un uomo che ha il senso del rapporto con Dio, con gli altri, che vive di relazioni buone da cui scaturisce la capacità di distinguere il bene dal male, che vive di pratiche virtuose, quindi sa affrontare anche i problemi concreti come questi problemi drammatici della crisi economica, della perdita del lavoro, in maniera costruttiva, oppure un uomo che non vede al di là di se stesso, che si inebria per le sue potenzialità e perde il senso della relazione. Questo è la seconda cosa, più legata al dato concreto della difficoltà economica e della difficoltà della perdita del lavoro, della mancanza di lavoro per i giovani, eccetera, è che nel nostro Veneto e anche nella nostra Venezia bisogna che tutti abbiano il coraggio di cercare una prospettiva, dove vogliamo andare, su cosa dobbiamo puntare anche concretamente per lo sviluppo
di questa nostra terra, insomma. Tra le considerazioni espresse dai lavoratori, un pensiero colpisce più degli altri: la certezza che, anche in un momento così duro, farsi gli auguri di Natale abbia un senso. È l'unica cosa, diciamo che così, specie nella situazione di, tra virgolette, tristezza e sofferenza in cui noi viviamo, l'augurio forse nasce più spontaneo, più sincero, perché nella sofferenza c'è anche più comunione e vicinanza.